Buongiorno a tutti. La mia comunicazione vuole fare un po' il punto su tre orologi solari scelti naturalmente con un criterio sulle rive del Lago Maggiore. Il criterio di scelta sta nell'importanza di dove sono collocati questi orologi, ovvero su delle chiese che hanno circa 500 anni di età, che sono state costruite circa 500 anni fa, e costruite da una stessa ditta. La prossima. Questa diapositiva mostra dove sono collocate le chiese a Brissago, poco dopo il confine fra Italia e Svizzera, a Cannobio, forse 20-30 km rispetto a Brissago, e a Pallanza, in fondo fra l'incrocio dei due rami del lago. Dunque, la caratteristica comune di queste chiese, che sono state costruite dallo stesso gruppo, dalla stessa, oggi diremo ditta, di architetti, costituita da padri e figli e da alcune maestranze, che hanno dato uno stile proprio, che adesso vedremo, a queste chiese, anticipando per alcuni versi dei motivi che poi sarebbero stati sviluppati meglio nel Rinascimento. E siamo alla prima chiesa di Madonna di Ponte a Brissago, e cominciamo a vedere la caratteristica del campanile con una base molto, molto solida. Sia il campanile che la chiesa hanno delle basi molto solide, e questo, diciamo, per motivi costruttivi evidenti, ma anche perché sono collocati non distanti dal lago, e quindi su un terreno che non era così stabile. Quindi questa è una caratteristica comune. La seconda caratteristica comune è costituita da la prossima, per favore. Sì, se ha piacere di avere il puntatore qua, il Santino rosso, prego. Ecco, la seconda caratteristica è costituita da questa parte della chiesa, che è chiamata Tiburio, e che sta sopra, alla parte della chiesa dove vengono svolti i riti più importanti, il presbiterio. Quindi queste sono le caratteristiche comuni. Altre caratteristiche dovute al periodo di costruzione chiaramente è il tetto in piode e alle dimensioni. La prossima, per favore. Ecco, e questo è l'orologio solare presente sulla chiesa. Come vedete è un orologio solare ad ora italica, arriva alla 23esima ora, e molto, molto semplice, recente come restauro. Il restauro non si legge dalla diapositiva, ma è del 1999. E qui passiamo in Italia, e questa è la seconda chiesa, collocata a Cannobio. Ho messo anche questa cartina per sottolineare la vicinanza rispetto al lago. Vediamo il Tiburio e mi scusi. No, sta mandando avanti lei con... L'ho mandato avanti io? Sì, torno indietro. Sì, eccoci qua. mi scusi. No, niente. E questa è la meridiana, o meglio, è il riquadro dove c'era la meridiana, la prossima per favore, che come vedete è completamente muta. Quello che resta è l'ognomone e basta. Queste sono immagini recenti di quest'anno. Io avevo anche delle immagini di una ventina d'anni fa, e su quelle più vecchie forse si intravedono delle striature che potrebbero essere quelle tracce che vengono fatte sugli orologi solari
per mantenere memoria delle linee orarie, ma troppo vaghe per poter essere citate, per poter essere considerate. La prossima, per favore. Ecco, quello che può essere fatto è una ricostruzione naturalmente basata su un orologio ad ora italica, ma che non aggiunge molto, tiene conto naturalmente dell'inclinazione della parete, ma non aggiunge molto a quello che si poteva capire prima. La prossima, per favore. E qui invece siamo sulla chiesa in prossimità di Pallanza, che è quella diciamo più problematica per alcuni versi e sulla quale abbiamo lavorato maggiormente. Chiaramente Madonna di Campagna siamo al bordo di quello che era l'abitato ai tempi della costruzione della chiesa. Questi nastri, diciamo così, festivi che sono stati messi è per celebrare il 500° della creazione della chiesa, che peraltro si inseriva su un'altra chiesa già esistente. E qui ho voluto confrontarla con la stessa immagine dipinta da Federico Ashton all'inizio del Novecento, che è un pittore che ha girato le nostre zone e ci ha lasciato dei quadri molto belli, almeno che a me piacciono molto dal punto di vista pittorico, e che sono praticamente delle fotografie. Abbiamo delle fotografie vecchie di un secolo rispetto a... Naturalmente in questo caso le variazioni sono minime, viene confermato. Scusi. No, niente, eccoci qua. E viene confermata viene confermato praticamente l'assetto originale. La prossima, per favore. Ecco, questo è l'anno 1519, l'anno in cui è terminata la costruzione della chiesa. Poi il permesso di celebrare messe è stato successivo. Ecco, questo è lo schema della chiesa, classicamente orientata est-ovest, con poca differenza rispetto alle coordinate reali, ma proprio pochi gradi. E qui vediamo il complesso della chiesa. Il complesso è costituito dalla chiesa vera e propria, che è questo edificio. Qua c'è la sacrestia, qua c'era il cimitero che probabilmente a seguito dell'editto napoleonico, ma non abbiamo traccia a riguardo, è stato comunque liberato, e qui c'è lo stadio. Questi sono gli uffici del parroco. Qui c'è un cortile e a fianco c'è un edificio che per molti anni è servito da seminario. Dico molti anni, sono generico perché non ho dati a riguardo, non è stato fatto, non ho fatto, né che io sappia è stato fatto uno studio dettagliato sulla tempistica, diciamo, di queste cose. L'immagine mostra inoltre il fatto che ci sono c'erano tre orologi solari. Il primo, il più importante, rivolto a sud leggermente verso ovest, un secondo sulla parete del seminario e un terzo che adesso non esiste più in questa posizione. La prossima. Ecco, di recente sono passato, non è distante dal posto che frequento, e quello che resta della meridiana più importante è questo che anche per una persona che le va cercando fa un po' fatica. Questa è un'immagine fatta più da vicino, però qui capire che c'era una meridiana e di che tipo di meridiana si tratta
è piuttosto difficile. La prossima, per favore. Per fortuna di questo orologio, proprio per la sua importanza, ci eravamo occupati una ventina d'anni fa, praticamente nel 2003, quindi poco più di 20 anni fa. La prossima, ecco, e allora era ancora visibile, con molta buona volontà, con tutte le attenzioni del caso e con tutta la perizia dell'amico Guido Dresti con il quale abbiamo fatto questa attività. E questa immagine dunque riporta i segni che erano visibili, che è stato possibile fisicamente individuare sulla meridiana, e si vedono due serie di linee orarie, probabilmente corrispondenti a due ricostruzioni magari fatte a distanza di 50 o di 100 anni l'una dall'altra, però torno a questo concetto del graffito della linea. L'equinoziale, ecco, questa è la ricostruzione analitica che è stata fatta sulla base della declinazione della parete. In blu sono le linee che rimangono. Aspetti che Sono io sì, torno indietro. Aspetti che lei vuole questa o la successiva? Questa. Ah, ok. No, È quella no, dopo? scusi, l'altra, sì. Va bene. Quindi le linee blu. Le linee blu sono quelle che rimangono di precedenti interventi, quelle rosse sono la ricostruzione dell'orologio come potrebbe essere attualmente sulla base della declinazione della parete. Grazie. Vado avanti? Sì. Ecco, qui torniamo all'immagine sul muro. È possibile vedere nel riquadro rosso il motto. Adesso stiamo cercando di interpretare un po' il messaggio che manda questa meridiana che era collocata sul cimitero. All'interno di questo quadro rosso le scritte che siamo riusciti a interpretare e che costituiscono evidentemente il motto della meridiana sono: o tu che in me guardi, vicino mi troverai quando io tiro i colpi. Se ben non puntini illegibile, e più che tu schivar, io ben so darli. Quindi chiaramente si tratta dell'effigie di uno scheletro che classicamente nella nostra iconografia sta a rappresentare la morte, con una falce che fa questo discorso perfettamente coerente con la falce. Torneremo poi a questo discorso, ma intanto volevo far vedere un altro orologio solare rivolto ad ovest, che era veramente mal ridotto, ma comunque esistente, non solo esistente, la prossima per favore, ma anche sulla base della declinazione della parete abbastanza facilmente ricostruibile ancora. Ecco, qui invece siamo sul muro esterno del seminario, ed è quello che resta del terzo orologio solare, ovvero lo gnomone, i riquadri, la delimitazione dell'orologio ben definiti, una linea oraria che si poteva tracciare di sicuro, altre cose che si intravedevano ma che non erano così evidenti. La prossima, per favore. Ecco, questa è la ricostruzione, sempre tenendo conto non dell'inclinazione dell'ognomone così, ma della declinazione della parete. Ecco, alcuni anni fa, 4-5 anni fa, sono stati fatti dei restauri abbastanza importanti su quello che era il seminario. Non so per quanto è stato attivo il seminario. Sull'esterno sulla parete esterna del seminario, quella che dà sul cortile, ci sono gli stemmi dei vescovi
della diocesi di Novara. Ancora un altro, ecco l'ultimo è quello di Borromeo e va bene. E quindi siamo alla fine, diciamo, questa è la ricostruzione che proponiamo sulla base di queste considerazioni. Ecco, non vi avevo fatto notare il rettangolo che era presente qua dentro e che secondo la nostra ipotesi, ma qui si tratta di un'ipotesi per quanto plausibile, discussa anche con altri colleghi che si occupano di mnemonica, che dovesse servire per sostenere la falce che faceva con la punta naturalmente, faceva da gnomone. Quindi questa è la ricostruzione delle linee orarie, lo gnomone, il motto adesso illeggibile, e questa è una ricostruzione che non esiste più, perché se vi recate in questa chiesa, la prossima per favore, no scusi, non ce n'è altre. sì, se vi recate in questa chiesa trovate la parete che vi ho fatto vedere precedentemente, del tutto illeggibile. Ah, ok. La prossima per favore. Ecco, questo è un esempio di un'altra un esempio che devo alla cortesia del signor Pellegrini di Vezia, che è un paese della Svizzera, e su una villa molto importante vi è questo orologio solare. Torno indietro? Sì, Ok. eccoci. Dove appunto il motivo è lo scheletro che ha in mano la falce e la punta della falce fa da gnomone. Poi discutendo anche con altri colleghi, diciamo che è molto frequente e usuale questo motivo della morte rappresentata con la prossima, per favore. Un altro elemento gnomonico riguardante questa chiesa è costituita da dei fori che permettono l'entrata della luce in due date, la data del 25 marzo? Sì, che è l'annunciazione alla Vergine Maria della sua maternità e l'Assunzione. E l'Assunzione. 15 agosto. Che in questi giorni c'è il fascio di luce che va a colpire alcuni punti dell'interno ai quali viene attribuito un significato di fede. Ecco, abbiamo parlato dell'esterno e di un esterno che adesso è diventato più povero di quanto non fosse in precedenza, ma l'interno devo dire che veramente merita una visita, perché è una chiesa ancora oggi oggetto di culto. Era collocata, come avete visto, sulla riva del Lago Maggiore e su una strada importante quando diciamo nel Medioevo, nel passato, che era una via di transito di mercanti dalla Svizzera verso la Val d'Ossola, quindi scendendo sulla riva del Lago Maggiore e poi risalendo la Val d'Ossola, e in quanto tale era anche una buona fonte di reddito, perché è documentato che la cassetta dell'elemosina avesse 7 chiavi detenute da 7 persone diverse, e che per aprirla dovevano essere presenti tutti e 7 per fare in maniera che il fatto fosse in qualche misura pubblico e non di quello che succede. Conclusioni, ho scritto apposta conclusioni e non c'è scritto niente, perché io non so che conclusioni dare, se non il disappunto di veder perse, di veder andare perduto un patrimonio di questo tipo. In quel lavoro che abbiamo pubblicato naturalmente
dicevamo dell'importanza geografica e storica di questa parte, rafforzata dal fatto dello stretto collegamento con il funzionamento della Chiesa e del seminario, quindi era un qualche cosa di più che le normali meridiane che davano il mezzogiorno, e era qualche cosa che testimoniava una attività più intensa, diciamo. Naturalmente, no, non è stato fatto niente, e la situazione adesso è questa. Grazie.